Pronti? 1, 2, 3. Subito valido il segnale, breve rottura da parte di Zobeider, anche Amore Stecca ha avuto un'incertezza più grave. Numero 5, Amore Stecca, squalificato. La lieve incertezza precede Vittoriano Hans. Vediamo invece all'esterno la progressione di Vaimo Blessed, che in breve si porta sulla testa del gruppo, ma non riesce però ad avvicinare Zobeider, che evidentemente ha intenzione di correre al comando. Si accoda infatti in terza posizione Vaimo Blessed e vediamo all'esterno la progressione dei cavalli del secondo nastro, Universo Jet, Beverly Star e Capta nell'ordine, che progrediscono dopo i primi 600 metri di gara, piuttosto svelti, 44,8. Universo Jet raggiunge in terza posizione Vaimo Blessed, mentre continua a guidare Zobeider, al largo anche Beverly Star e poi Capta. 800 metri iniziali in un minuto netto, parziali in 15,2. Ora si affronta la curva delle scuderie del ristorante, con leader sempre Zobeider, che completa un chilometro in 1,15,9, e per il momento nessuno riesce ad andare vicino al leader, che fin dalle prime battute continua a guidare. Ora ci prova Universo Jet, trascinandosi proprio Beverly Star, più indietro Capta, mentre lungo la corda seguono sempre Vittoriano Hans e Vaimo Blessed. Non cambia nulla tatticamente, con Zobeider che continua a comandare la gara a 650 dalla conclusione. Universo Jet che si impegna al suo esterno ma non riesce mai ad agganciare almeno fin qui l'avversario. Si trascina sempre Beverly Star e Capta lungo la corda. Vittoriano Hans, 500 al palo. Non cambia nulla ancora tatticamente. Universo Jet prova a premere con maggior decisione, ma Zobeider replica. Un parziale ora svelto in 14,5. La terza ruota tentata da Beverly Star, poi anche Capta. Ha spostato anche Vaimo Blessed, cercando di anticipare proprio Capta. Intanto ingresso in retta d'arrivo con Zobeider, attaccato da Universo Jet, che insiste all'ingresso addirittura. Poi c'è la progressione anche di Beverly Star, ultimi 100 di gara, con Beverly Star che nel finale fa valere la propria caratura e viene a vincere nei confronti di Capta, che è buon secondo. Al terzo Vaimo Blessed, 1,15,7, il ragguaglio conclusivo, 29,7 a chiudere. Ha fatto bene i propri calcoli Cosimo Cangelosi, con Beverly Star che ha atteso fino all'ultimo che Universo Jet cuocesse, per così dire, Zobeider, e passare infine controllando il buon finale di Capta, che a sua volta conferma il buon periodo e la buona disposizione verso questo tipo di corse. Il successo dunque per quello che era il grande favorito, Beverly Star. Cosimo Cangelosi in sediolo e al training per conto di Fulvio Gallo.